Facciamo che mancano un minuto, quasi quasi cominciamo lo stesso. No. Se per cortesia un minuto dopo, ma c'è la musica che porta via il minuto. Prima dello spettacolo non vorrei dirvi assolutamente nulla. Dopo dello spettacolo sono ammesse le domande, però si deve alzare la mano, Manca 3 minuti alle 20:30. Simone, vammi a cercare il libro che mi ha regalato la nonna. Dovrebbe essere in uno scatolone su in soffitta. Che nonna? Quale libro? Sto giocando, mamma, vado dopo. Dai, quello della nonna Gigiotta, quello di cucina. Se non ci vai ti metto in punizione e il videogioco te lo scordi per una settimana. Va bene, mamma, ci vado. Intervista impossibile Umberto Eco. Devo aver già sentito... Intervista Pitagora. Devo aver già sentito questo nome in giro. Eco, buongiorno maestro. Pitagora, salute e armonia a te. Ecco, Pitagora, mi dà una certa emozione pronunciare questo nome che fu sacro a molti, poiché lei, maestro, fu tenuto dai suoi discepoli in conto di divinità. Pitagora non ha torto. Ecco, vedo ragione di più. Dicevo, una certa emozione, ma mi chiedo se per molti altri che ci ascoltano il suo nome non evochi soltanto memorie ingrate. La tavola pitagorica, il teorema di Pitagora. È proprio quello delle tabelline, che stress! Simone, dove sei finito? Volevo farti un dolce, ma se non mi porti il libro, come faccio? Adesso te lo porto, mamma. Grazie, Simone. Mamma, vado in biblioteca. Che? In biblioteca? Ma se non ci sei mai andato? Vado a cercare un libro su Pitagora. Ma quando mai mio figlio è andato in biblioteca? Ha pure sbattuto la testa in soffitta? Devo portarlo dal dottore. Mi scusi, stavo cercando un libro su Pitagora. Non vedi che sono occupata e poi non so niente. Chiedi a quello là. Mi scusi signore, saprebbe dirmi? Non mi scocciare, non vedi che sto lavorando? Va a cercartelo da solo. Shop, shop, aia. Scusi, ma non sono mai stato in
biblioteca. Mi scusi, signor Vecchietto? Vecchietto chi? Quello è un vecchietto. Vattene, non disturbarmi, io chiamo il sindaco. Io sarei vecchio, io che sono nato il giorno in cui è scoppiata la grande guerra? Figurati. Mi scusi? Mi scusi? Mi scusi? Ciao. Ho saghetto da sfornare. Non so mica la gara. No, non mi si rispetto in questi giovani giorni. Ai miei tempi, quando io ero goccia come ti, 100 anni fa? non sono mica un centenario di imbecillito. Tutta invidia per noi centenari. L'imbecillito sarà lei e faccio silenzio, chiamo il sindaco. Posso finire la frase? Certo, certo. Ho perso il filo del discorso. Boccia, voglia e voglia. Vieni con me, bambino. Allora, come ti chiami? Simone, E che cosa ti serve? mi serve un libro su Pitagora. Ti aiuto io. Eccolo. No, questo è il libro sulla matematica. E a te cosa serviva? Mi serve un libro sulla vita di Pitagora. Ah, ma allora racconto io la vita di Pitagora. Perché l'ho conosciuto? Ma no. Allora, Pitagora è nato a Samo nel 570 a.C. Ma sai cosa vuol dire avantifisso? Certo che lo so, l'ho studiato a scuola. Buongiorno miei discepoli. Buongiorno maestro. Ancora non avete capito che non potete dire nulla senza il mio permesso. Compagnia, ottica! Non ti puoi mancare, è la giunta verità, sappiamo perché, ma ti dico che anche il re militare, anche il re militare, con il falso, tra le viale dal bambù, siamo sempre qui alla casa Allora cominciamo a ripetere le regole di vita che tutti i miei seguaci devono sapere e rispettare. Fermo là, non osare camminare davanti al tuo maestro. Regola numero 1. Non permettere che il dolce sonno chiuda i tuoi occhi senza aver ripassato con te stesso ciò che hai fatto durante il giorno. In che senso, maestro? Chi ha osato parlare? Sono stato io, non avevo capito questa regola, potrebbe spiegarmi? No, tu sei un entusiasmato, non puoi sapere il perché delle cose, ma solo ascoltare e obbedire. Non capisco cosa hanno i matematici in più di me. Per sapere il perché delle cose. Sarò forse meno intelligente di loro? Saranno dei raccomandati di sicuro. Bene, continuiamo. Regola numero 2. Non fare traboccare. C'è qualcosa che non va. Chi sei tu? Maestro, vorrei tanto dire la parte della tua scuola per ascoltare i tuoi insegnamenti. Ti prego. Ok, ti metterò alla prova prima di decidere. Intanto dimmi quanto fa 7 per 9. 63. E 9 per 6? 54. Bene, almeno le tabelline sembra già conoscerle. Mica come quelle rappe del 2015 non sapranno neanche fare un contamento. Maestro, vorrei sapere che cosa ne pensa della regola. Ah, che ho osato di nuovo disturbarmi. Vieni qui. Tu sei una spia, un seguace di quel pazzo del Nassimandro. Come ho osato mandarlo qui? Vuole capire i miei segreti? Discepoli, portatelo via! No, vi prego, non uccidetevi! No! Miei discepoli, sono addolorato per quel che è successo, ma ora parliamo di cose serie. Dovete sapere che la realtà è fondata su interazioni tra opposti. In che senso, maestro? Come in che senso? Ma proprio tutto vi devo spiegare. Allora, la realtà è fondata su 10 opposizioni. Per esempio, finito. Finito? Capito il gioco? Facciamo una prova.
1, destro, maschio, luce, buio. Oh, insomma, basta! Gli spettatori ci stanno prendendo gusto a fare i protagonisti. Lo spettacolo è su di me, non sul pubblico. Miei fedeli matematici restanti con me, voi acusmatici ve ne potete andare. Io oggi devo rivelare il segreto dei numeri. Tutto è numero! Shh, che non ci senta. Ma voi siete curiosi di sapere anche le altre opposizioni, vero? Buono? Quadrato? No, non ve lo dico. Andate a cercarvelo in internet. Cari miei discepoli, mia moglie Gianò, che lei è filosofo e matematica, vuoi rimanere a discutere sul significato dei numeri con noi? No, vado a cucinare, con tutte le esigenze che hai, c'è da diventare matti. Riprendiamo la nostra lezione. C'è il numero 1. È il numero 2. Bravo! C'è il numero 2. Esso contiene in sé la geometria, è la tetractis. Maestro, si calmi, si calmi. Ma cos'è questa tetractis? Il 10 è formato dal numero 4, dal numero 3, dal numero 2 e dal numero 1. Ma che numeri sacri, ma che numeri figurati, ma che perfezione! Non bastano i numeri interi a descrivere la realtà. E se un triangolo, rettangolo e cateto uguali ad 1, quanto vale l'ipotenusa? Di certo non un numero naturale, eppure esiste. Piano, cosa c'è di buono oggi? Ho una fame? Ah, sapete, Pitagorino mio, ci ho preparato un sacco di cose buone. Allora, quando è che mi porti da Rixos, lo scultore? Anch'io sono una grande filosofa in matematica e vorrei ottenere un po' di gloria. Ne so, un gusto come statua. Certo, moglie mia, è giusto immortare la tua bellezza. Domani ti accompagno da Rixos, te lo prometto. Oggi avrei voluto una bella focacciona con del miele, e poi quante volte ti ho detto che io non mangio carne. Te l'avevo detto, non me ne va bene una.
Ogni giorno vedo i vostri discepoli che corrono da voi, desiderosi di ascoltare le vostre parole. Ah, mi ammiro tanto, Signore. Ho voluto portarvi queste poche cose in segno di devozione e di rispetto. Vediamo. No, il pollo no! Ma lo sapete voi che ci può essere in quell'animale? E le fave, tenetevi lontano da quel cesto! Ma signora, cosa dite? Mia buona donna, non offendetevi. Lo sa che lui è un po', come dire, ha le sue idee. Certo che ho le mie idee, io credo nella mente in psicosi. Per me quando un uomo muore, la sua anima non muore con lui, ma si trasferisce in un altro corpo, che potrebbe anche essere quello di un animale. E se in quel mondo ci fosse l'anima di un mio antenato? No, meglio il farlo meglio. Ma signore! Mia buona donna, non offendetevi. L'ho già detto perché, come dire, sì, ha le sue idee. E poi non mangio più un pollo e con le fave mi ci faccio una bella zuppa. Anche questa sera mi tocca andare a letto senza cena, moglie mia. Domani al mio risveglio fammi trovare una doppia focacciona con le miele se vuoi che ti accompagni dalle sauce. Pitagora, non ci siamo proprio. C'è qualcosa che non torna nelle teorie che vai divulgando. Non basta i numeri interi a descrivere la realtà. Sì, lo so, ma non posso divulgare, loro non capirebbero. La realtà è più complessa. Non bastano i numeri interi a descriverla. Ma io sono il maestro, loro non capirebbero. Infatti l'1 nel 6 ci sta 6 volte senza resto. L'1 divide tutti i numeri. Ma anche il 2 e il 3 ci stanno esattamente nel 6, quindi sono suoi divisori. Il 6 divide il 6, 6 per 1 fa 6. Ogni numero divide se stesso, il quoziente vale sempre 1. Anche 0 diviso 0 fa 1. Infatti 0 per 1 fa 0, ma anche 0 per 8 fa 0. Quindi 0 su 0 deve essere determinatamente finito da 0. Al contrario, la divisione per lo 0 non ha risultato, cioè è impossibile. Infatti, se 5 diviso 0 fosse uguale a un numero, quel numero moltiplicato per il divisore 0 dovrebbe risultare uguale a un dividendo 5. Ma qualsiasi numero moltiplicato per lo 0 da 0 e non 5. Grazie.
Certo, 220 si divide per 1, 2, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 e 110. E la somma di questi divisori fa 284. 284 si divide per 1, 2, 4, 71 e 142. E la loro somma fa 320. Vi ringrazio, cari divisori 284, per essere i miei addenti. E voi, cari miei divisori, vi ringrazio per avermi dato un amico per sempre, il 284. Ecco, che vi dicevo, questo è pericoloso. Passiamo ora a parlare di altre caratteristiche dei numeri. I numeri generano la geometria. Ma non è possibile, la geometria si occupa della misura e delle forme. E non è forse uno più un ente geometrico? E non è forse tu a definire la realtà del piano? E non sono tre punti non allineati a definire i vertici di un triangolo, ovvero la figura geometrica piana, per non parlare dei numeri quadrati 4, 9 e 16. Uguale 1 più 3. 9 uguale 1 più 3 più 5. 16 uguale 1 più 3 più 5 più 7. C'è un più libero? Sì, io. Se tu ti metti dopo il 7 e io mi metto dopo il 3, formeremo il prossimo numero quadrato. Esatto, ogni numero quadrato è la somma dei precedenti numeri dispari consecutivi. Sta proprio esagerando? Se è per questo anche sommando due numeri triangolari successivi non è un numero quadrato. Sempre la stessa storia, the same old story. Ma sappiamo anche contare in inglese? È one, non ho sentito, è one, è two, è one, two, three, four. Put your hands up! I numeri non li sopporto più, la matematica che mi perseguita. Ovunque vai, qualsiasi cosa fai, si parla solo con i numeri. La gente parla con i numeri, la gente dà i numeri, quanto guadagni, quanto risparmi, quanti anni hai e che voto mi dai e quanto costa questo e quanta gente c'è e quanto costa questo e grazie anche al resto. 1.730.000 si vestono come te, ma non sono uguali a te, almeno secondo me, o forse sì, dipende da te. 25, 35, 25, 35, 23. Non siamo numeri più, oh yeah, ma siamo liberi, oh. Non siamo numeri più, oh yeah, ma siamo liberi, oh. Oh yeah, oh yeah. Woohoo!
Sucatei, reisestioe. Amui, strapacui, stracaganasse. Ua fighi, persi che memorise, il meglio bocconi, acqua calda, comicotti e dieta, animarsi quieta, ultimi armeni. Che cosa fate? Diventate matti a far di conto così. Perché non usate le tabelline? Cosa cavolo siete tabelline? Vino d'osso, diatto come voi altri, sono una pora frutarola ignorante. È una semplice tavola da consultare, ve ne regaliamo una. Per esempio, se dovete vendere 7 mele a 5 denari, basta incrociare la riga con la colonna e troverete il risultato. Ma vino vendo pomi. Allora essere una gran comodità da tabellina. Mia amica mi sa leggere e riscrivere, da mia amica al manco sa leggere i numeri, forse sono messo 3 secoli senza preparare idee del manco. Mia amica invece viene sangue senza calza che d'inverno, perché fai conti sonagliese ad operare anche dei pie. Prendete. Grazie tante. E scusa, qua cerco il numero di pomi. E qua quello di skate. 7, 5, 35 skate, bello. E se mi si passo 7 pomi e 5 skate? 35 stesso? Che fatti? Grazie tante. Non mi voglio pagarvi. Quanto costa sta tabellina? Abbiamo speso 45 denari tra legna e cera. Ciao. Come 9 pomi e 5 skate? Potresti venire alla nostra scuola. Dimostro l'intuito matematico. Hai usato la tabellina per fare una divisione. Me piaceria proprio, ma mio marito dice sempre: a donna bisogna che a casa, che a piazza e che a stare in casa. Altri che scuola. Ciò, se te ne fai conti non è davvero, te regali oliamo. Ma serve cane, grazie. Ma se l'altra come corri in ponta, Trese Macai, di Statrega e il riso. Sucatei, raise il scoresone, sioe. Amui, strapacui, stracaganasse. Ua fighi, persi che meolise, i meglio bocconi, acqua calda, comicotti e dieta, animarsi quieta, ultimi armeni. Per la nobile figliola, compra qui visto viola, frittoni per pochi skate, veschiatosa e sopra dei. Per il vetro tradizionale, solo fibra naturale. Valcaldi macchion sono rana del piedro. Paessa Mocche, compra freddo boia! Compra adesso pure di Troia! La tedesco de camera formai la fetta, la setticicca vieta. Anelli, firma e spilloni per i vostri chitoni. Rico e Ascagotto, il Baroe, Maruele, Fidanza, Giuliano, Maldegue. Passa tutto come Varon e la madega cata molto. Figuriamoci! Tacito una buona volta. Dici davvero? Ma certo, è stato proprio Pitagora a capire che alla base dell'armonia dei suoni c'è sempre un rapporto tra i numeri. Vedi, ormai i nostri artigiani costruiscono linee usando corde di lunghezza ben precisa. Già, lo dice sempre lui, tutto è numero. A me però non è mica chiaro cosa c'entra il numero con la musica. Guardate qua, ve lo spiego con questo. Se prendiamo una corda lunga 60 cm e la facciamo vibrare, essa emetterà un suono. Invece se appoggiamo la corda e quindi la facciamo diventare lunga la metà, essa emetterà un altro suono. Solo in ottava superiore, cioè più acuto. Rapporto 2 a 1. Oppure 1 a 2. O insomma, che ne sappiamo? Basta dimezzare e otteniamo una nota d'ottava superiore. In realtà
poesia, ottenere una nota di quinta, basterà costruire una corda lungo 2 terzi e così via. Noi seguiamo le tabelle del vostro maestro. Partiamo da Do. Un terzo, un mezzo dalla stessa nota più alta. 2 terzi dalla quinta nota, il Sol. 3 quarti dalla quarta nota, il Fa. E così abbiamo le principali note consonanti con cui comporre la nostra musica. Sotto vedete le frazioni che corrispondono ad ogni nota. Passa tutto con beve maron e una madega cata al molton. Nella nobile figliola ombra figli visto viola. I doni per confiscare, schiatosa e sopradei. Per il petto tradizionale essere fibra naturale. Al canto ma piombo la rana del piedro. Vengono di persone da detto compra bene. Maestra Monche, goffera freddo boia, contro adesso pura vede troia. Notte fresco de camera, ormai la fetta se te sia dieta. Anelli, figure e spilloni, per i vostri chitoni. Ho perso una gamba combattendo uno spartano. Mettime di schiena ancora ma. Zuccatelli, raite scolesore, sioe. Amori, strapapuri, stracaganasse. Fighi, persi che memorise, i bei bottoni, a cotalde, confitotti e dieta. Ogni massa è quieta. Ultimi almerini. Salve maestro, che cosa la porta dopo me la diciamo? Vorrei che realizzassi una statua di mia moglie. Certo, con piacere, ma me la manda il tramonto. Quando la luce sarà ideale per splendere al meglio la bellezza di me. Presto. Dopo alcuni giorni. Salve, ho proprio ora finito di finire la statua. È venuta un capolavoro. Che orrore! Non è proporzionata. Mia moglie non è certo così, priva di armonia. Non ho mai sentito parlare delle mie regole sui rapporti aurei. Ma veramente anche no. Vi manderò dei miei discepoli con dei rapporti aurei e li faranno vedere come usarli. Il giorno dopo. Buongiorno, ci manda il maestro. Dov'è la statua di suo? Venite, ho fatto proprio un bel guaio. Pitagora era furioso. Ma perché non vede che la statua è così ben riuscita? Sembra viva, sembra che parli. Sì, è bella, non è ben proporzionata. Vede, secondo il maestro, ogni corpo deve essere racchiuso in un rettangolo dalle giuste proporzioni. Ottenuto così. Si prende metà del lato di un quadrato e si apre un compasso e si traccia l'arco. Questo è un rettangolo aureo. Anche questo è un rettangolo aureo.
Stella a 5 punte. Pitagora faceva tatuare sul palmo della mano di tutti coloro che entravano a far parte della sua scuola proprio una stella a 5 punte. Non vedi? È una rappresentazione del cosmo. Tutto? Ma proprio tutto? Ma insomma, ti sembra un po' piccolo? Proprio tutto vi devo spiegare. Povero me. Allora, lo vedi, questo è il fuoco centrale. E queste sfere? Questa è la Terra, poi c'è il Sole, la Luna. E questa? Questa è l'antiterra, come vedi in tutto sono 10. La divina Tetractis, la distanza fra il Sole e ogni pianeta, e rispetta le stesse proporzioni delle corde musicali. Davvero? Certo, io credo che i pianeti nel loro muoversi producano una melodia fantastica, vera e propria armonia. Come mai non si nulla? Questa te l'ho studiata stanotte. Ho sempre pensato che il maestro lavori un po' troppo con la fantasia. C'è qualcosa che non va. Che vuoi chiedermi? No, è veramente un'ipotesi interessante. Allora dicevo che tutti i pianeti distono dal fuoco in un rapporto costante che è lo stesso delle corde musicali, ricordate? I pianeti producono una melodia che noi non riusciamo più a percepire e distinguere perché la udiamo da quando siamo nati. Quindi, insomma, vuol dire che siamo abituati, vuol dire che noi non sappiamo nulla perché siamo abituati sin dalla nascita? Io non la penso così, stai sbagliando. Anch'io ho studiato il cosmo. Sono Tolomeo, sono vissuto nel secondo secolo d.C. E altro che fuoco centrale, vedete? La Terra sta al centro dell'universo e non si muove. Guarda. Guarda, è formidabile questo strumento. Quasi quasi racconto in giro di essere stato io il primo a inventarlo e non quel geniaccio di un olandese. Ma io sono stato il primo ad usarlo per scrutare l'arrivo non per scrutare l'arrivo dei nemici, ma per guardare il cielo. Chi l'avrebbe mai detto che c'erano quei corpi celesti attorno a Giove? Li ho chiamati pianeti medici, così il Granduca sarà contento. Questi qua sono i miei punti del 1612. Questo qua è Giove e questi sono i suoi pianeti. Questa si pensava fosse una stella fissa, ma nel 1846 si scoprì trattarsi di Nettuno. Aveva proprio ragione Copernico, al centro dell'universo non c'è la Terra, c'è il Sole. E ora ho le prove. Ehi ragazzi, ne è passato di tempo da allora. Adesso nell'universo sappiamo molto di più. Siamo stati sulla Luna, siamo cercando l'acqua su Marte. Certo che con gli strumenti che possediamo oggi è più facile indagare sull'universo. Però quel Pitagora non era mica uno sprovveduto. Geniale la sua idea del fuoco centrale. Ma tu chi sei? Ah, ma verità.
miei cari vi ho radunati perché voglio offrire un sacrificio agli dei. Voglio ringraziarli per avermi illuminato. Per quale delle tante illuminazioni, maestro? Ovviamente quella che mi renderà più famoso e per cui sarò tristemente odiato da tutti gli alunni di tutti i secoli a venire. Devi dire il teorema, quel teorema. E certo, già i babilonesi e gli egizi avevano scoperto il segreto delle terre di numeri particolari che servono per costruire l'angolo retto, usando corde e nodi. Ma tu, maestro, tu hai fatto di più! Hai dimostrato che c'è una regola che vale sempre per qualsiasi triangolo che sia rettangolo. Ma certo, in un triangolo rettangolo il quadrato costruito sull'ipotenusa è sempre equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cadenti. È dimostrato, altro che semplici corricette per i terreni. Maestro, salute a te. Che cosa ti porta nel vostro tempio? Siamo venuti per ringraziare Hera e per averci illuminato le menti. Sacerdotesse, prepariamo dunque la cerimonia del sacrificio. Vai a purificare le mani degli offerenti con l'acqua resa sacra dal fuoco sacro. In onore di Hera, spargete le libagioni sull'ara, olio, miele e latte. Spargete le erbe profumate. Dov'è l'offerta per il sacrificio? Portate l'offerta. Oh marito mio, non era forse meglio un bel lagnare in carne d'ossa? Perché i dei potrebbero arrabbiarsi e farci cadere in disgrazia. Ma perché non è in carne ed ossa? Certo che no, sacerdotesse, è giusto ringraziare gli dei, non posso mica sacrificare un essere vivente. E magari nella reincarnazione di un esarco, padre del maestro. Agli dei andrà benissimo anche questo bue, anche questo agnello, e il popolo non se ne accorgerà neppure. Procediamo più tenuti. Sacra terra consente il sacrificio. Il teorema di Pitagora recita: in un triangolo rettangolo O, il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui catenni. In un triangolo rettangolo O, il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui catenni. In un triangolo rettangolo O, il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui catenni. Ma nel 2015 ce ne insegnano diversamente e alla seconda è uguale alla radice quadrata di cateto piccolo più cateto grande alla seconda. Radice quadrata, radice quadrata, radice quadrata.
E se un triangolo, rettangolo e cateto uguali ad 1, quanto vale l'ipotenusa? No, Logos, non è razionale, non è un numero logico, non è razionale. Nessuno delle mie scuole osa rivelare il segreto. Anche lui, il maestro, ha avuto i suoi limiti. Amava la conoscenza, ma voleva tenere nascosti i numeri che pur servono a descrivere la realtà. Lui li definiva alogos, innominabili, irrazionali. Per fortuna, uno dei suoi discepoli, il Paso di Metaponto, ha avuto il coraggio di dire a tutti la verità. Peccato che ci abbia rimesso le penne. Pitagora, quando l'ha scoperto, non è stato affatto contento e si dice che lo abbia fatto uccidere. Radice quadrata, radice quadrata, radice quadrata. E se un triangolo, rettangolo e cateto uguali ad 1, quanto vale l'ipotenusa? Vale a dire radice quadrata di 2, che è un numero decimale illimitato non periodico. 1,4, 1, 2, e non è razionale, cioè non è generato da una frazione. Secondo Giamblico, Pitagora lasciò Crotone attorno al 490 a.C., poiché la città era divenuta un luogo pericoloso per lui. Si trasferì a Metaponto. Qui Pitagora, rincorso dai seguaci mandati da Cilone che voleva vendicarsi di non essere stato accolto nella scuola, si fermò davanti a un campo di fave e preferì cadere in mano al nemico piuttosto che attraversarlo. Così fu sgozzato dai suoi seguitori. Altri autori scrivono che Pitagora morì in questo modo. A Crotone, mentre lui e i suoi tenevano una riunione nell'abitazione dell'atleta Milone, capitò che uno di quelli che non erano stati ammessi alla scuola, per invidia appiccò il fuoco all'abitazione. I suoi discepoli, gettatisi tra le fiamme, aprirono una via d'uscita al maestro, formando con i loro corpi una sorta di muro difensivo contro il fuoco. Salvatosi, Pitagora scappò a Metaponto. Secondo quanto tramanda dice Arno, Pitagora si rifugiò nel piccolo tempio delle Muse. Per il dolore causato dalla perdita dei suoi amici, lì pose fine alla propria vita, lasciandosi morire di inedia, non toccando cibo per 40 giorni, giacché non desiderava vivere più a lungo. La somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale a quella dell'ipotenusa. Pitagora, se uomo quadrato sei tu. Inventami un sistema nuovo, teorema per ogni problema del cuore. La somma dei cateti costruiti su due gambe è sempre quella dell'ipotenusa. Pitagora, se uomo quadrato sei tu. Inventami un sistema nuovo, teorema per vivere solo d'amore.
A casa non andate. Allora, adesso interrogo. Partiamo. Uno a caso. Vado sul sicuro. Giovanni Scorzò. Che cosa recita il teorema di Pitagora? In ogni triangolo rettangolo. La somma. La somma dei quadrati costruiti sui catetti è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa. La sa. Allora, ce l'abbiamo fatta in un'ora e un quarto. Abbiamo tenuto i tempi, sì. Li ho affumicati bene però alla fine. Allora, qualcuno ha qualche domanda da fare? Qualcuno non ha capito qualcosa? Capito tutto? Capito tutto? Allora, a questo punto bisogna ringraziare. E io volevo partire a ringraziare Elisabetta Zampiero. Dov'è? È andata a casa. Anche Elisabetta mi ha aiutato a fare qualcosa. E poi chi mi ha aiutato? Mi ha aiutato un papà a fare cosce di pollo, costinchi di maiale, cosciotti, effetto fumo, effetto tizzone, effetto braciere, però il braciere non è andato, mi spiace. Poi ho avuto i maschi tutti in piedi. Ho avuto una mamma, che il Signore le dia merito, che ha cucito tutti questi vestiti. Ho avuto una mamma che mi ha portato un pollo finto. Ho avuto una mamma che mi ha portato una brocca, una mamma che mi ha portato le anforette, una mamma che mi ha portato i piatti su cui mangiava Pitagora. E poi chi ringraziare ancora? Chi ancora ha aiutato? Lo vedete lo sfondo? È bello? Un tempio greco con 3 colonne, una qua, 2, 3 dietro, con le metope, capitelli di ordine dorico. E chi è stato? Un professionista. Un professionista. Chi è stato? Prof. Bortolami. Puoi venire qui per favore? Dai, vieni! Un impegno da qui all'eternità. Sali. Ecco. Sì. E chi ha scritto Campo di Fave? L'ho scritto L'ha scritto anche il Campo di Fave. Volevo poi ringraziare in modo speciale Federico Claudio Lello, che ha curato tutte le stampe, la locandina. Quando nella scena 8 dello scultore avete visto uscire tutte quelle immagini, avevo fatto una scelta, ma poi lui ha curato tutti gli ingrandimenti, le stampe, perché potessero essere tutti della stessa misura. Cioè, signori, mi ha proprio seguito. Ha fatto anche il cartellone, quello del Cosmo, però devo dire che il signor Tolomeo ha dipinto a mano, l'ha fatto tutto lui, il cartellone del Cosmo con la terra al centro, con la terra al centro. Vedete poi che le fanciulle hanno degli orecchini particolari. Fare vedere? Su. Orecchini. Qualcuno l'ha perso? Cioè, una a caso. Sì. Orecchini.
sono fatti a forma di stella, che è il simbolo della scuola pitagorica, come era sul cartellone il simbolo della scuola pitagorica. Sì, e che cos'ho io qua in tasca? Ma che cos'ho io qua in tasca? Ma voi vi siete accorti che è uscito con l'orologio Pitagora? E io guardavo e dico, ma cos'è quella roba gialla? Non ti pare che 2500 anni fa ci fossero gli orologi? Solo per questo bisognerebbe ucciderlo. Vieni qua. Lo uccidiamo un'altra volta. Vieni qua. Lo uccidiamo ancora. Allora, signori, applaudite. Allora, quanto cattivi sono i ragazzi. Entro ieri mattina in terza media, avevamo lo spettacolo del mattino, come entro un compagno fa. Giovanni è ammalato, ha 38 di febbre. Entro in classe, mi giro, corro, chiamo in segreteria, telefona a casa. E lui arriva nel corridoio, entra in classe, scherzetto. Per dire. Senza di lui. E chi poteva sopportare un marito così? La nostra dolcissima Cami. E adesso abbiamo l'ultima arrivata quasi nel nostro mondo del Barbarigo. Abbiamo Roberta che ha imparato la sua parte in pochissimo tempo, è arrivata da noi a febbraio, fine gennaio, sì? Però come è entrata la prof l'ha pigliata, l'ha buttata dentro nel laboratorio e le ha detto: non puoi scegliere, è vero che fai il teatro? E tu cosa hai risposto? Anche Giulia è arrivata durante l'anno, anche lei come prima domanda, invece che il teorema di Pitagora, le è stato chiesto: vuoi fare teatro? Sì. Invece Martina, che è con noi in prima media dall'inizio dell'anno, vedete che ha curato anche la segreteria, distribuzione delle tavolette, organizzazione sulle panche, ormai è molto affidabile. Vado avanti con le femmine. Allora però sì, qui siamo già passati in seconda. Abbiamo la nostra dolcissima Ginevra, che ha recitato l'anno scorso e ne ha fatta di strada. Vi ricordate l'anno scorso che parte faceva? Fai sentire cosa dicevi l'anno scorso. Ah, come ha fatto lei la sfilata dei numeri, non l'ha fatta nessuno. E Giulia, questa non tace mai, perde tutto, non trova niente e parla serio. E qui abbiamo radice quadrata, mamma mia questa radice quadrata, è così, la senti, ok? La nostra Alice. E questa è un cavallo di razza. Questo è un cavallo di razza, ma un cavallo pazzo. L'avete sentito come recita il dialetto? Meno male che ha una nonna che la tiene sempre sotto ripetizione. Ora, con il record dell'ultimo arrivato abbiamo Costanza. Forse è un mese che sei con noi? Sì. Le ho chiesto, vuoi recitare? Sì. Ma sentiamo cosa dice lei. Sì. E signori, vedete Elisa. Elisa è un'altra responsabile, organizzatrice, teneva le tavolette, le distribuiva, le raccoglieva,
teneva tutto perfetto, ma ha un difetto: si lima le unghie invece che lavorare. Questa è timida. Ma signori, ma voi avete visto come hanno imparato a fare il rock and roll? Ma chi credete che gliel'abbia insegnato? Questa è la nostra coreografa, ha ideato anche quella composizione della prima, ha fatto tutti i balletti, tutti i movimenti. Signori, una potenza. Ginevra, vai! I maschi scalpitano. Se siete in 28, come faccio a presentarvi tutti in un attimo? E qui abbiamo una assidua attrice. Questa è 3 anni, è il terzo anno che recita. Abbiamo Francesca, va bene? E Francesca ha recitato il primo anno, ti ricordi come si chiamava la prima commedia? Libri in scena. E l'anno scorso? Storia del Parco. E quest'anno? Circa Storia di vita. Promossa. Brava. Ed ecco, da 2 anni anche lei recita con noi, la signorina Francesca, la più materna del gruppo. Passiamo ai maschi. Femmine, spostatevi di fianco. Partiamo da questo. Questo qua, neanche fritto. Fritto bisogna farlo, fritto. Come ti chiami? Simone. Sei mai stato in una biblioteca? No. Ma veramente? Sì. Via. Oh, qui abbiamo... Cos'è che vendi tu? Latte. Di cosa? Di capra. No. Di capra. Ah, ecco, sì. Ecco, se no non ti riconoscevamo più. Signori Matteo Malachin, il peso piuma della compagnia. Signori, ma Matteo ha le manine laboriose e quando facevamo le prove abbiamo avuto il polistirolo antichizzato grazie alle sue manine laboriose. È vero? Da dove l'hai tolto? Dicelo. Dalla cosa? Dall'altare o anche dalle colonne? Dall'altare? Quello veniva meglio. Su. Ma aveva anche un complice, vero? Sì, chi era? Chi è che toglieva il polistirolo a palline? Neanche una? No. Il signor Fabio, signori, questi ti fanno felice la vita. Qua. Questo in prima ma è cresciuto tanto. Questo mangia tanto, è forte, robusto, ha 100 anni ma li porta bene. Chi sei? Leonardo. E cosa fa il sindaco? Quando lo chiami? Fa la multa. Fa la multa, via. Ecco l'altro vecchio, Stefano. A Stefano non manca la voce, ve ne siete accorti, è vero? Allora, dici una cosa in una delle tue battute, dai. Cosa vuoi da dire? Ti viene meglio. La latte della biblioteca. Che ho perso il filo del discorso. Watch out, via. Mamma mia, come crescono in fretta le gambe. Dai, dicela perché è tanto bella. Tira sulla gamba però. Dai. Ho perso una gamba combattendo uno spartano. Mettimmi gli schiavi e sta ancora a mano. Ed ecco Andrea. Passiamo in seconda. Alessandro, matematico doc. Era lui che sapeva tutto, che indovinava tutto.
ma è il mio matematico di lusso. È vero, Ale? Ecco, dai. Adesso, signori, ma perché lui ha il vestito diverso dagli altri? Perché? Perché un altro, no, lui, un altro, l'ha strappato. E allora l'abbiamo inchiodato così. Ecco, va bene, è il modello, cioè, per d'altra parte, così abbiamo una spalla da ammirare, oltre che una voce. Dai, facci l'acutino. Matteo! E anche questo si farà bene, anche questo. Adesso, cosa vuol dire pegora? Pegora vuol dire avere sfortuna. Sfortuna. Orbaroe. Come fai con la mano? Orbaroe. Maruele. Nessuno? Nessuno? Emorroidi. Dico che Puiana l'ho trovato sul vocabolario veneto-italiano, ma non mi ricordo più cosa voglia dire. Invece, Buganze, i geloni e mal di pancia. E chi è una madega? Una di te. E chi è il molto? E una madega cata il molto. Vero, Giovanni? Vai. Guido, basta, bisogna che taglia. Aiuto. Guido, anche questo non sta mica tanto fermo. Sembra che la spallina del signor sia stata strappata, ma era perché inciampato, non c'era volontarietà, non c'è mai volontarietà, l'importante è divertirsi. Ed ecco il signor Guido. Vieni. Ed eccolo qua. Allora, ma chi è che lo tiene fermo questo? Nessuno. Lui è rimasto confinato lì in prima per 7-6 scene, volevamo tenerlo ancora di più, ma l'abbiamo fatto entrare e da quel momento è finita la pace dietro. Via, Fausto! Di questi li voglio assieme, tutti e tre assieme. Questi sono i miei maschi preferiti. Abbiamo un Matteo, un altro Matteo e un Luigi. Questi recitano dal primo anno, ma mentre Matteo e Luigi mi hanno detto sì subito, chi vuole iscriversi? Questo ho dovuto pregarlo. Lui è stato pregato per entrare perché mi serviva uno scultore e solo lui poteva fare lo scultore. E quindi lui sta recitando per fare un piacere a me. E quindi un applauso per chi mi fa piacere. Credo non ho lasciato indietro nessuno e volevo ringraziare chi mi ha prestato la macchina del fumo e adesso, signori, taglio e do il gelato del comando al rettore. Buonasera a tutti. Sarò brevissimo e farò anch'io una domanda dopo aver fatto i complimenti alla professoressa, al professore, a tutti i ragazzi e ragazze, ai genitori che hanno collaborato e a tutti voi spettatori. Domanda, qual è il segreto di questo teatro di stasera? Il segreto di questo teatro qual è? Qual è? Vi aiuto, è lo stesso della tabella pittorica. Incrociare con la colonna, incrociare la riga con la colonna. Grazie Maria Antonia. No, perché? No, mi veniva da dire una parola un po' volgare, ma non posso dire. Ma chi lavora tanto per far divertire agli altri? Ma non lo facciamo neanche salire sul palcoscenico, Leo? Leo, no, vieni tesoro. Vieni, Leo.
Guardate, voi non ci crederete, ma questi sono stati con me tutto il pomeriggio ieri per imparare i movimenti di scena e hanno detto: prof, piuttosto che fare scuola, noi staremo qui tutti i pomeriggi. E adesso è proprio finita, giriamo per fuori o è per il bene? Allora, voi volete andare a mangiare vestiti così? Vi volete andare a cambiare? Allora, guardate che non trovate più niente, voi vi facciamo passare per dentro. Oh.